Buongiorno, sono la dottoressa Paola Perini, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa complessa clinica neurologica dell'azienda ospedaliera Università di Padova diretta dal professor Maurizio Corbetta. Sono responsabile dell'unità operativa semplice dei hospital e terapie avanzate in neurologia e responsabile del centro regionale ad alta specializzazione per la sclerosi multipla. Come si articola l'attività del Day Hospital? Il Day Hospital e Centro Terapie Avanzate della clinica neurologica comprende 14 postazioni per terapia infusionale. Una media quindi di 20-25 pazienti sono accolti presso il Day Hospital ogni giorno. Abbiamo poi 2 postazioni letto di Day Hospital per procedure diagnostiche, quindi per lo più rachicentesi diagnostiche, angiografia, risonanza in sedazioni e 2 postazioni letto per procedure invece di rachicentesi terapeutiche, quindi somministrazioni di farmaci intrarachide per SLA e SMA. L'80% dei pazienti è rappresentato da pazienti affetti da sclerosi multipla. L'attività infatti del centro regionale ad alta specializzazione si articola all'interno di questo Day Hospital, che ogni giorno giungono per la somministrazione di anticorpi infusionali, anticorpi monoclonali che vengono infusi. Ma comprende anche terapie infusionali per altre patologie. E da qui ne deriva l'eccellenza di questo Day Hospital, che vede protagonisti numerosi specialisti in neurologia che si occupano appunto in maniera eccellente di altre patologie. Questo è quindi un luogo di incontro di molti neurologi per la somministrazione di terapie per malattie come la neuromielite ottica spectrum disorders, quindi che è un'altra malattia demilizzante del sistema nervoso centrale molto più rara della sclerosi multipla, ma che richiede terapie specifiche, miastenia gravis, anticorpi monoclonali per la cefalea, per polineuropatie rare, terapia con immunoglobulina endovena e per ultimo la terapia per anticorpi monoclonali per la malattia di Alzheimer. Quindi un luogo di incontro, di scambio e di partecipazione di molte attività specialistiche. In questo luogo lavorano 3 medici strutturati, la cui competenza si esprime in maniera specialistica sulla sclerosi multipla, infermieri dedicati e quindi con molta competenza sulla somministrazione di anticorpi monoclonali, una contrattista neuropsicologa dedicata alla valutazione del profilo cognitivo all'esordio nei pazienti affetti da sclerosi multipla. La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria e neurodegenerativa del sistema nervoso centrale. In questa università dagli anni 70 si è sviluppata un'alta competenza su questa malattia, in particolare sulla diagnosi precoce, sulla personalizzazione della cura e quindi il trattamento precoce. Tutta la nostra attenzione quindi è concentrata in questo Day Hospital ed è finalizzata ad una diagnosi che si acquisisce con opportuni accertamenti che vengono svolti e programmati all'interno di questo Day Hospital. Un punto di eccellenza è la collaborazione con il Centro Gravidanza a Rischio e il Centro Procreazione Assistita della Divisione Ostetrica per seguire le nostre giovani donne, che sono le donne prevalentemente colpite dalla malattia, e la collaborazione ormai solida, stabilita con la pediatria per seguire i piccoli pazienti con una sclerosi multipla. In questi anni c'è stata una rivoluzione nel trattamento della malattia. Con l'uscita degli anticorpi monoclonali siamo riusciti a raggiungere un grande obiettivo, che è quello di ridurre l'attività di malattia nella sua componente infiammatoria. Quindi una diagnosi precoce e un trattamento precoce sono in grado di ridurre l'attività che si esprime con ricadute cliniche, con nuove lesioni alla risonanza, con lesioni che prendono il contrasto. Questo obiettivo devo dire che in questi anni l'abbiamo raggiunto, modificando completamente la storia naturale di malattia. Il secondo grande obiettivo, e in questo siamo anche impegnati sul campo della ricerca, è quello di rallentare la progressione della disabilità, cioè intercettare precocemente il secondo fenomeno importante della malattia, che è la neurodegenerazione, che è quello che rende conto della progressione del nostro paziente.
In questi anni abbiamo assistito alla capacità, grazie all'intervento precoce e a terapie personalizzate, di rallentare molto questo fenomeno e quindi di intervenire precocemente in maniera chirurgica e assolutamente particolarizzata nei singoli pazienti, con un fine molto importante che non è quello di spegnere solo l'infiammazione, ma anche di intercettare precocemente questo fenomeno di progressione. E questo deriva da un'attenta analisi degli aspetti clinici, degli aspetti prognostici, ma anche a delle tecniche innovative che stiamo apportando, quale l'OCT, la valutazione di alcuni parametri di risonanza particolari e anche alcune tecniche di dosaggio di alcune citochine a livello liquorale, quindi anche a livello di ricerca siamo molto impegnati. Così come lo siamo anche a livello di sperimentazioni cliniche, di trials, di cui sono 10 attualmente in corso.